Cosa significa educare senza rete? Educare senza rete vuol dire che l'adulto si pone di fronte al ragazzo senza difese, senza strutture, mediazione. Io sono io, tu sei tu. Guardiamoci in faccia e vediamo cosa succede. È possibile oggi, con la tecnologia che abbiamo a disposizione, educare senza rete? Assolutamente, anzi la tecnologia può anche servire a questo se si usa bene. E in che modo si educa senza rete? E fondamentalmente entrando dentro del territorio dell'altro, del ragazzo, cioè entrando, stimando ciò che c'è dentro di lui, stimando la sua vita, la sua domanda, la sua confusione a volte, la sua ricerca. E secondo, ponendo la propria vita, quello che uno ha trovato, ma anche la propria vulnerabilità davanti a loro. C'è disponibilità da parte dei ragazzi ad essere educati senza rete, ad essere educati in questo modo di cui lei ha parlato? Sì, i ragazzi non sono disposti ad essere messi in una gabbia, ad essere inquadrati, etichettati ed essere condotti senza che uno si incuriosisca nel loro confronto. Invece quando qualcuno li scopre e li stima non strategicamente ma per davvero, e allora sì, loro ci stanno. Perché una volta che tu entri in un rapporto, allora si può lavorare. Perché il problema fondamentale dei ragazzi d'oggi è che l'ingresso non è il livello dell'intelligenza, è il livello affettivo. E qual è il principale messaggio che lei intende lasciare? Che soltanto educa chi si lascia educare. Un adulto che segue qualcosa di grande può avere il coraggio di porsi, di entrare nel territorio dell'altro e di porre qualcosa. Se invece uno ormai non segue più niente, gli restano solo le regoline.